Il nuovo vaccino Comirnaty di Pfizer è un vaccino bivalente, quindi a differenza di quello precedente contiene la proteina che codifica sia per la spike del ceppo originale sia per quella della variante Omicron BA1. Questa quindi è la principale differenza rispetto al vaccino originale. Questo vaccino è stato registrato dall'Agenzia Europea dei Medicinali e consigliato dal Ministero della Salute per chi deve fare il secondo richiamo, quindi come la quarta dose, tutte quelle persone che hanno più di 60 anni, le persone che hanno particolare fragilità, e queste erano già le categorie che dovevano ricevere prima la quarta dose. A queste, dalla nuova circolare, si aggiunge il suggerimento per gli operatori sanitari e gli ospiti delle residenze sanitarie assistite e anche le donne in gravidanza. Inoltre è consigliato per tutti coloro sopra i 12 anni che non hanno ancora fatto il primo richiamo, cioè la terza dose. In ciascuna boccetta sono contenute 6 dosi, la differenza con il vaccino precedente è che questo è già diluito, quindi non ha necessità di diluizione rispetto a prima, anche il vaccino precedente aveva questa differenza, però questo è solo in questa formulazione.